Eccolo qua, l'ospite della domenica, Pippo Pattavina. Buongiorno. Benvenuto, grazie e buona Pasqua. Grazie a te di avermi invitato e buona Pasqua a te e a tutti coloro che ci ascoltano. Ma è una Pasqua di festa o di lavoro per te oggi? Oggi è di festa, ancora per poco perché fra pochissimo riprendo lo spettacolo che ho portato quest'inverno in giro per l'Italia, che è Uno, Nessuno e 100.000 di Pirandello. Che bello! Sì. E che vai in giro per l'Italia o per la Sicilia? È andato in giro per l'Italia per 3 mesi, adesso ritorna in Sicilia e l'anno prossimo ritorniamo nuovamente in Italia, ritorniamo a Roma per un'altra settimana e poi andiamo a Milano, Bologna, Trieste, Genova, insomma avrà un'altra lunghissima tournée. Strepitoso. 83 anni e non dimostrarlo. 84. 84. Prossima agli 85. Caspiterina, qual è il tuo segreto? Io non lo so, guarda, se ti dico il teatro forse sembrerebbe una cosa banale, ma forse lo è perché io col teatro ci sto benissimo, sarà perché non ho fatto altro nella mia vita, ho cominciato che ero ragazzino, figurati che io ho più di 65 anni di carriera teatrale sulle spalle. Che meraviglia, 65. Più di 65, sono uno degli attori italiani di più longeva carriera. E quindi quando sto in palcoscenico io dimentico tutti gli acciacchi, dimentico tutto, mi muovo, salto, come un ragazzo di 30 anni. Quando esco fuori dalla scena mi accascio e dimostro i miei 84 anni. Non si direbbe per niente. Ti abbiamo applaudito di recente al Massimo di Catania con narratori e compositori di Sicilia per i bambini ucraini e per le piccole vittime di violenza, una cosa molto bella e importante. Io direi di vedere un breve filmato insieme. Con piacere. Sto per morire e non mi voglio dannare l'anima, ma devi sapere, figlio, non niente, replicò Iano e si voltò dall'altro lato. Testi di Capuana, Verga, Pirandello, Sciascia, Ercole Patti, accostati alla musica, come abbiamo per un attimo sentito, diversi compositori, attori del tuo calibro. Che esperienza è stata? Beh, è stata un'esperienza bella, c'era anche l'università in mezzo che aveva prodotto questo spettacolo, il teatro della città e il Teatro Massimo naturalmente. Molto bella perché recitare questi grandissimi autori è sempre un piacere, poi supportati dalla musica di questi compositori moderni, giovanissimi, è stato un ulteriore arricchimento perché le musiche sono molto belle e ti fanno entrare nel clima del racconto, quindi hanno questi musicisti capito perfettamente qual era lo stile del racconto che andavano a musicare, quindi è stato un accostamento molto bello, sono stato felicissimo di averlo fatto. Allora, siamo qua a Antena Sicilia, che è casa tua praticamente, Sì, no? qua sono nato praticamente, Antena Sicilia è nata con me. Nel senso che io non mi ricordo le date, non mi chiedere la data quando è nata perché per date io a stento ricordo quando sono nato io. Meglio così. Meglio così. È nata, l'ha battezzata Pippo Baudo naturalmente con questa grandissima festa, con l'esposizione e la presentazione del giornale, è nata Antena Sicilia, ma la prima trasmissione ufficiale che aveva una cadenza settimanale, è partita con me. La trasmissione si chiamava Questo piccolo grande amore, che poi ha avuto una serie di riproposte visto il successo che otteneva questa trasmissione. Ma ne ho fatte tantissime. Proprio in questo studio. Che bello, che emozione. Cabarettista, barzellettista anche con Mariella Lo Giudice. Sì. Vediamo una tua famosa barzelletta, un minutino, è bellissimo. Sì. Dunque il marito si rivolge ad un giudice, se ne va al Palazzo di Giustizia, stanza numero 17, c'è il giudice tal dei tale, dice: signor giudice, che lei praticamente si interessa di divorzi, vero signor giudice? Dice: sì, questo è l'interesse. Che problemi ha lei, scusa? Signor giudice, devo divorziare per forza di mia moglie. Non posso solo buttare che a divorziare. Dice: va bene, ma ci deve essere un motivo valido, non è che quando io uno fa un divorzio, sì, ma il motivo c'è, signor giudice. Beh, sentiamo questo motivo. Signor giudice, mia moglie a sera mi disse che sogno un cretino.
Va bene, ma abbia pazienza, scusi, ma non mi pare un motivo valido per poter fare una richiesta di divorzio, di annullamento di matrimonio. No, un motivo c'è, signor giudice, perché mi resta del cretino. Ma va bene, sentiamo. Sentiamo in che circostanza, mi faccia capire, vediamo dove possiamo appigliarci. La signora le ha dato del cretino, che signor giudice. A sera io mi arrecoglievo verso l'11:30 che era stato a fare una partita di carte con l'amici, a trovare mia moglie coccata, comedia, amico mio, che facevano all'amore, e io allora giustamente mi alzani, capito, e ci resta disgraziata, stesanorata, cammela, ma che stai facendo? E mia moglie mi risponde, dice, cretino, che fanno vedere che stai facendo, cretino! L'avevo dimenticata completamente questa. Ma fantastica, Ma però. totalmente, proprio, perché non raccontavo un mare di barzellette. Bellissimo. Perché mi annullavo nel mio ruolo di presentatore, che è un ruolo che non mi competeva naturalmente, e io rientravo in quello che è il mio ruolo, che è quello dell'attore. Certo. Naturalmente, quando recitavo e raccontavo queste barzellette, io le teatralizzavo al massimo. Al massimo. Certo, là mi sfogavo. Fare il presentatore è una cosa che mi interessava molto poco. E anche alla gente non interessava niente, perché si aspettavano questi momenti, il momento della barzelletta, del pezzo teatrale, dello sketch, delle canzoni, perché facevo un mare di cose. Perché poi hai sempre mescolato un po' il dialetto, un po' l'italiano, sai fare tutti e due insieme? Sì, io sono un attore in lingua e sono un attore anche in dialetto, naturalmente. Io non ho mai avuto difficoltà in questo senso di fare il dialettale oppure Shakespeare, ecco. Infatti. Lo faccio indifferentemente, se sono bravo o no, questo non dipende da me, non mi compete il giudizio. Non c'è il minimo dubbio. Allora, ne ricordo soltanto qualcuno, Albertazzi, Sì. Proclemer, Arpagone nell'avaro di Molière, Il piacere dell'onestà, ancora Pirandello, insomma, tantissime cose importanti di teatro, importanti, con le cose anche allegre, divertenti che abbiamo visto. Allora, se tu sei d'accordo, ti propongo qualche fotografia che tu cortesemente commenterai ma con con noi. molto piacere. Vediamole Sì. un po'. C'è una piccola galleria. Sì. Ah, e questo è lui, eh? Questo è uno spettacolo con la regia di Antonio Calenda che si chiamava Oddio. Lui è Tuccio Musumeci. Lui è Tuccio Musumeci, mio compagno di avventure di lunghissima data. Lo spettacolo non mi ricordo come si chiamasse, mannaggia, guarda che, dunque, Opera Comique. Ah, però, Opera Comique, Comique. Questi due cialtroni, musicisti falliti, uno paroliere e l'altro compositore, il compositore ero io, che vengono inviati da Barbaia, grandissimo impresario allora di Rossini, in Francia, perché Rossini aveva deciso di non volere più scrivere musica, e manda loro due praticamente a cercare di capire perché Rossini non volesse più, e convincerlo di scrivere un'opera. E quindi entrano come camerieri in questa corte di Rossini, combinandone di tutti i colori, naturalmente. Vediamo un'altra immagine ancora, sì, con Pippo Pattavina. Una foto ancora. Sì, questo eccola qua. Sempre con Tuccio Musumeci. Con Tuccio, qualche serata, in qualche paese, in qualche città, qualche festa di piazza, che ne abbiamo fatte tantissime quando eravamo giovani. Importantissimo. Siamo nati assieme, lui devo dire un po' prima di me. Ecco, questo è un altro pezzo teatrale di Nino Martoglio, che si chiama La testimonianza. Quest'uomo, un poveraccio che ha salvato una ragazza che si è suicidata per amore buttandosi dentro un pozzo, tira fuori il cadavere di questa ragazza e racconta con grandissimo spasimo, con grandissima partecipazione emotiva, questa ragazza come è riuscita a tirarla fuori, come era ridotta dopo essere annegata. Un racconto bellissimo. Guarda che bella espressione, magnifica. Vediamo, ecco qui invece. Questa è l'Aria del continente di Martoglio, che per me è il capolavoro assoluto del teatro martogliano. Perché? Perché è un'opera bellissima. Addirittura Luigi Pirandello si ispirò a quest'opera per scrivere tantissime altre cose, no? Perché quest'uomo che parte, questo siciliano benestante, ignorante come una pecora, va a Roma si invaghisce di una pseudo ballerina e allora ritorna in Sicilia, in paese,
praticamente con l'aria del continente, e invece è un povero idiota che viene preso di mira dal paese perché si porta questa ragazza, lui che è diventato tutto continentale, quindi dicendo sproloqui uno dietro l'altro, italianismi beceri naturalmente, perché lui parla per sentito dire. Ma come fa per esempio? Ma non so, per esempio lui diceva sì, ho stato a Roma, dunque e a Roma è una città molto bella, ci sono i Sette Colli, poi mi affacciavo dalla finestra e vedevo il Papa che benediceva l'Obbi e l'Orbi, tutti quanti, e insomma una città dove poi c'è il Basilico di Massenzio, tutte queste fesserie enormi naturalmente. Grandioso. Vediamo un'altra immagine ancora. E questo è Uno, Nessuno e 100.000, l'ultimo spettacolo in ordine di tempo che ho recitato in tutta Italia, prodotto dal Teatro ABC di Catania, e assieme a me nella foto c'è Marianella Bargilli, che è l'attrice che mi affiancava in questo spettacolo. Bellissimo. C'è ancora qualche immagine, se no continuo. Questo è sempre Uno, Nessuno e 100.000, un altro momento dello spettacolo. Pure questo? Sempre Uno, Nessuno e 100.000, sì. Bello, bellissimo. Questo è uno spettacolo che ha ottenuto un successo che nessuno pensava. I classici spettacoli quando ti esplodono fra le mani e tu dici ma com'è possibile? È una cosa straordinaria, addirittura commovente. Io rischio, e non mi vergogno di dirlo, certe volte anche le lacrime, perché mi viene da piangere agli applausi finali. Ecco, vedi, una confessione di uno. Sì. Un e non mi vergogno a dirlo. Che bello, perché piangere è una cosa bellissima. Bellissima. Adesso, dopo il Covid, il teatro rinasce, sta rinascendo. Sta rinascendo, anche se la gente ha sempre un po' di paura, però c'è tantissimo entusiasmo. La gente vuole ritornare a teatro, vuole poi, fra l'altro, non smetterò mai di dire che da questo punto di vista i teatri sono i luoghi più sicuri, perché i teatri vengono sanificati, vengono continuamente, si sta in sala con la maschera, non c'è più fortunatamente la distanza sociale, ma si sta a vedere lo spettacolo, non si interagisce, non si parla, quindi si è sicuri da questo punto di vista. E la gente c'è. I giovani vengono al teatro, no? Amano il teatro. Devo dire, i giovani facciamo un po' di fatica. Hanno preso una bella botta con questo Covid. Per Bacco. Un po' di fatica, ma il teatro fa di tutto per quanto riguarda anche le campagne abbonamenti per riportarli a teatro, per invogliarli con delle politiche di prezzi accessibili, con delle serate particolari, per cui vengono a teatro. Però c'è un pubblico più di anziani a teatro, ecco. Che è più tradizionalmente abituata ad andare a teatro. Esatto. Ecco, in TV, parliamo della TV, perché lui il Pattamina ha fatto tutto, naturalmente ha fatto e continua a fare. Hai partecipato, ora me ne dimenticherò un po', però a Montalbano, hai fatto il giudice Scaglione, assassinato purtroppo dalla mafia, nella fiction Boris Giuliano, un poliziotto a Palermo. E così via. Che ruoli preferisci tu? Ruoli impegnati o personaggi più comici, più brillanti? Sai, questa è una domanda che io mi sento fare spesso. Da un po' di tempo a questa parte amo tantissimo fare i personaggi drammatici. Mi piace moltissimo. Ci sguazzo. Che bello. Anche se fare i personaggi comici è molto, ma molto più difficile. Molto più difficile. È più difficile fare il comico che non. Fare ridere è una delle cose più difficili che esistano nel mondo. Fare piangere è una cosa molto facile, Michele. Fare piangere basta uno strumentino sotto, basta un bel testo, basta sapere fare le pause giuste, al momento giusto, lanciare le battute, capisci, partecipare con il cuore e la gente piange. Fare ridere è terribile. Fare ridere è una cosa difficilissima, perché la gente, quando tu devi fare ridere, si mette sul piano della sfida. Se tu devi fare l'attore drammatico, no. Ma se devi fare il comico, la gente che ha pagato un biglietto per ridere, per passare una bella serata, per farsi 4 belle risate, per dimenticarsi la vita, dice va bene, io ho pagato 25 euro, 30 euro, quello che sia, adesso mi devi fare ridere. E guai
se non mi fai ridere. Ed è una sfida. È una sfida terrificante. E, quindi e dove trova la corda, come diceva? La corda la trova se tu gliela sai fare trovare, sai, perché dipende, non si può spiegare che cos'è il teatro comico. Il teatro comico dipende dalle viscere, dipende dallo stomaco, dipende da come si fa una pausa, dipende da come si muovono gli occhi, non dipende dalla faccia. Perché, per esempio, io ho una faccia stranormale, una faccia normalissima, eppure riesco certe volte a fare ridere. Perché? Perché la comicità nasce da un mondo che tu ti porti dietro, da una visione critica che hai dei personaggi che incontri, da quello che riesci a comunicare. Per cui diventa facile, ma è difficilissimo allo stesso tempo. E Catania resta sempre nel tuo cuore, no? Beh, Catania sì, Catania, anche se non è più la Catania di una volta. Perché? Ma non è perché è una città che si è incattivita. Ah, sì. Catania prima brillava per il grandissimo spirito. Ecco, forse i catanesi stanno prendendo la sindrome dei napoletani. I napoletani nel senso che noi diciamo, va bene, il napoletano, li scusiamo, sono così simpatici. E i napoletani di questo si approfittano, devo dire, il fatto che sono simpatici, che comunque gliela si perdona perché sono simpatici. Il catanese si è incattivito, è diventato cattivo, si è ingrugnito, non ha rispetto per gli altri, non ha rispetto delle regole. Non è il catanese di una volta. Il catanese di una volta era molto più sentimentale, più romantico, di grandissima ironia, di grandissimo spirito. E che ci vorrebbe, lo sai tu? Ma io non te lo so dire che cosa ci vuole. Innanzitutto ci vorrebbe un rispetto delle regole. Sapere rispettare gli altri così come tu pretendi che debba essere rispettato tu. Avere un amore per la propria città che non si ha. Certo. Non si ha. Perché noi le nostre case, i catanesi, le teniamo belle linde, pulite, ma fuori è un terreno che non ci appartiene, fuori, per cui se abbiamo da buttare una cartaccia la buttiamo. Quindi educazione, quindi forse anche la scuola, no? Certo, ma fin da piccoli si dovrebbe insegnare queste cose qua, non c'è il rispetto per gli altri, ecco, è una città dove ognuno fa quello che gli pare. Dove che invece c'è qualcosa che sta funzionando, che secondo te è un buon segnale? Ma io onestamente non te lo so dire, è un momento un po' brutto. Forse il Covid ha complicato tutto. Sì, è complicato un po' tutto, ma è un momento brutto. Io mi auguro che si ritorni un po' agli anni passati, non dico che bisogna andare indietro con gli anni, quindi diventare antistorici, no, bisogna andare avanti, però diventare più educati, diventare più amanti del prossimo, più amanti delle regole, più amanti della pulizia, più amanti di noi stessi, capito? Ecco, che bella lezione che ci dà Pippo Pattamina. Con la tecnologia come te la cavi? Malissimo, malissimo, guarda, non ne parliamo. Io ho comprato il telefonino nuovo, questo, no? Perché mi sono stancato di essere preso in giro dai miei amici, ma ancora così. Io avevo un telefonino da 25, il Nokia, quello di 40 anni fa, con cui mi trovavo benissimo. Con questo nuovo io non capisco le funzioni, a stento riesco a telefonare e a fare telefonate, ma se tu mi dici fissiamo un appuntamento, fai il gruppo, io non so neanche di che cosa tu stia parlando. Un WhatsApp? No, niente. Non esiste per me queste cose, sono diventato molto pigro, cioè c'è una specie di rigurgito, lo stesso dicasi per i computer, guai se tu mi parli di un computer, no, non so neanche accenderlo. Allora c'è il contatto umano, i tuoi amici chi sono questi? Ma i miei amici sono pochissimi gli amici che ho a teatro, molto pochi devo dire, e gli amici sono fuori e ho qualche medico amico, ho professori insomma sono parecchi, ma gente di teatro poca per la verità. E come mai? Perché ognuno ha da fare ma le sue... perché sai, io quando sono fuori teatro non amo parlare di teatro. No, mi piace parlare di altre cose, capito? Anche se lo amo visceralmente il teatro. Beh, certo. Il fatto che si parli sempre, perché potremmo stare a parlare, non basterebbero 4 trasmissioni. L'attore
è un egocentrico, no? È un bambino che non è mai cresciuto e rappresenta la fiera delle vanità, per cui io non sono uno che si tira fuori da questa categoria, no? Perché ogni attore si crede il più bravo di tutti, il più bello di tutti, il più intelligente di tutti, il più colto di tutti. Tutti siamo più colti degli altri. Non sbagliamo mai uno spettacolo. Tu difficilmente troverai, tranne me, un attore che dice che un grandissimo successo, meraviglioso, straordinario, e poi è stato un flop solenne. Io invece lo dichiaro. Io ho sempre dichiarato, ma com'era questo spettacolo? Una boiata. Ma com'era lo spettacolo? Una cosa immonda, una cosa di cui mi vergogno di averlo fatto. Ma come? Ma tu non le devi dire queste cose, tu anzi devi portare, ma perché lo devo portare alle stelle? Ma perché devo mentire? Ma il pubblico è preparato oggi, al pubblico non gliela si fa, il pubblico lo capisce, ma perché devo dire questo? Quando c'è uno spettacolo degno di questo nome, per cui tu fai bella figura, io dico, questo è un bello spettacolo. E la TV la guardi? Sì, devo dire molto cinema. Molto cinema. Cinema. E le trasmissioni che trattano di politica, anche se di politica ne capisco poco, le trasmissioni di intrattenimento molto poco, perché mi hanno stancato in una maniera terrificante, ma non ne posso più. Perché girano sempre le stesse facce, girano sempre gli stessi individui, con gli stessi difetti, con le stesse fisime, con le stesse cose, per cui non ne posso più. Progetti futuri, sogni nel cassetto, anzi, vista la tua vitalità. Sogni nel cassetto, ma sogni nel cassetto, sai, ecco, ci sono 2 o 3 testi che io vorrei fare e... C'è un berretto a sonagli, per esempio, che mi piacerebbe tanto fare, ma non lo posso più fare. Perché? Perché è stato fatto in tutte le salse, da tutti, un po' come le commedie siciliane. Tu non le puoi riproporre più, perché sono state fatte e continuano ad essere fatte in ogni angolo di paese, in ogni bottega, in ogni bugigattolo, anche massacrandole, devo dire. Per cui se tu dici ora faccio l'aria del continente, la prima cosa è ma l'abbiamo vista già, l'abbiamo vista, ma sembra una cosa. Il berretto a sonagli appartiene a questo filone. È uno spettacolo che è stato strarappresentato, per cui riproporlo oggi ai teatri. Giustamente i teatri ti dicono no, ma l'abbiamo fatto 2 anni fa, l'abbiamo fatto l'anno ma magari scorso. Questa è la volta buona con Pippo Pattavina. Ma speriamo, perché mi piacerebbe tanto, perché è un testo che conosco nelle pieghe, poi mi piacerebbe tanto fare i 6 personaggi in cerca d'autore, meraviglia. Mi piacerebbe tantissimo fare riproporre Il piacere dell'onestà, che ho già fatto. Mi piacerebbe Pirandello, riproporre tantissimi altri Pirandello, insomma tanti. Hai un'autostrada davanti a te, grandissimo. Pippo Pattavina, grazie per essere stato con noi. A te dell'invito. Buon futuro e buona Pasqua. Grazie anche a te e a tutti quanti gli ascoltatori. Grazie.